Una cosa che sicuramente vi consiglio di fare, se avete la possibilità ovviamente, quando comprate tante scatole di vermi come in questa occasione, di spostare i vermi all'interno delle scatolette piccoline in una confezione più grande, magari una scatola di arenicola come in questo caso, in modo da far respirare decisamente meglio le nostre esche. Di nuovo a pesca, anche questa mattina, sono circa le 8:10, bellissima giornata come si può vedere, siamo in compagnia del nostro amico Daniele che si sta prestando al lancio, canne innescate, lanciate, e questo qua è il paesaggio davanti a noi, spettacolare. Un pagellino delle 9, il tempo continua a essere dalla nostra parte. Pagellino, mormora e a chiudere il triplete un'altra mormorona.
Sono le 10:10, questa è la situazione spiaggia. Ha attaccato un po' di vento per traverso che va un po' a folate, non si capisce bene da che parte tira, però ci si sta. C'è il sole, il mare è sempre tranquillo, non ci si può lamentare. E alla fine è arrivata anche lei, la regina della spiaggia. Abbiamo superato le 10, pesci ci sono, purtroppo l'azione di pesca è rovinata da questo vento. Sono le 11, purtroppo questo ventaccio ci sta costringendo a ritirarci. La mattinata è andata bene, potevamo fare ancora un'oretta, ma purtroppo questo vento è veramente fastidiosissimo e non c'è niente da fare.